Allora, sulle elezioni del Veneto sta pesando moltissimo anche la vicenda immigrazione, soprattutto la vicenda dei profughi che sono nei centri di accoglienza, con un'allerta particolare per quanto riguarda la zona di Treviso. Qual è la vostra posizione su questo argomento? Ma intanto io sono vicina a questa popolazione trevigiana, come ho dimostrato anche questa mattina andando ad incontrare diversi sindaci del Trevigiano. È chiaro che però noi non possiamo utilizzare sempre questo argomento soltanto come un'arma elettorale, di propaganda, come ormai la Lega ci ha abituato a fare ad ogni campagna elettorale, perché io vorrei ricordare che ci sono stati diversi contagi proprio partendo dalla mia città, che è Vicenza, dove per esempio c'è stato quel dirigente che è andato in Serbia, poi è tornato nel luogo di lavoro e ha contagiato diversi dipendenti della sua azienda, compresi anche i suoi familiari. Quindi quando parliamo di questo argomento, attenzione, perché dobbiamo essere molto chiari. Dopodiché c'è anche un decreto sicurezza su cui si è trovato l'accordo questa notte al Ministero degli Interni. È ovvio che però la prima cosa che io dico è che queste strutture vanno ancora di più attenzionate, che vuol dire controlli sanitari, vuol dire tamponi, vuol dire tutto quello che si sta facendo, e questo lo stanno già facendo i prefetti, i sindaci. Ecco, eviterei però di ancora di più utilizzarla come un'arma per fare terrorismo e spaventare la gente, quando invece ci sono delle competenze ben precise ai tavoli permanenti dove si lavora per migliorare, diciamo, lo stato di queste persone che vengono accolte nelle strutture di accoglienza. Il voto su Salvini, il fatto di aver deciso di procedere quindi con un processo lo avvantaggerà o lo svantaggerà? Voi tra l'altro avete di fatto cambiato idea sull'argomento, all'ultimo momento c'è stato il voto a favore. Ma noi non è che abbiamo cambiato idea, noi avevamo controllato, abbiamo letto tutte le carte nella giunta per l'autorizzazione a procedere come si fa di solito, ci siamo astenuti perché pensavamo che effettivamente ci sono due percorsi, c'è il percorso politico e c'è quello della magistratura. Noi non interveniamo nel lavoro, nelle indagini che fa la magistratura, perché quello è un percorso a parte. Ieri abbiamo tenuto questo, diciamo, insieme tutta la maggioranza, perché era giusto dare un segnale di compattezza. Adesso c'è il Parlamento che si è espresso, poi vedremo cosa farà la magistratura.